Il Mar Ligure ha una qualità eccellente, almeno nell'85% dei punti che sono stati monitorati da ARPAL lungo la costa della regione. Si tratta delle consuete analisi dell'agenzia, in cui attraverso prelievi di acqua marina superficiale si cercano elementi di contaminazione fognaria, in particolare Escherichia coli ed enterococchi intestinali. In base ai risultati, i punti vengono divisi in classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. 326 su 382 sono risultati eccellenti, 379 sono conformi, mentre 3 sono soggetti a divieto cautelativo di balneazione parziale o totale, perché al momento c'è un'ordinanza preventiva dei comuni. Sono Bordighera, nelle zone del Depuratore e della foce Torrente Borghetto, e Vernazza, allo scalo di Corniglia. Anche nel Tigullio i dati sono per lo più positivi. Qualche punto buono, un paio di punti buoni, classificati buoni, come ad esempio zona Lido di Chiavari, zona Cannone di Portofino, qualche puntuale punto che ha bisogno ovviamente di un miglioramento, però insomma sono al momento sono tutti conformi e diranno le prime analisi del mese di maggio. Ricordiamo anche che comunque ci sono poi dei punti che sono permanentemente interdetti alla balneazione, magari vicino anche a situazioni particolari della costa, che non sono soggetti appunto al campionamento. I punti di campionamento sono scelti per essere rappresentativi del tratto di costa, o dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o dove si prevede il rischio più elevato di inquinamento. Sono disposti a meno di 1 chilometro di distanza l'uno dall'altro. Si prende l'acqua a 30 cm sotto la superficie e in acque profonde almeno 1 metro. Le analisi proseguiranno per tutta l'estate, almeno una al mese, fino al mese di settembre. Da giugno si valuterà anche la presenza di Ostreopsis ovata, una microalga che può essere presente solo quando l'acqua ha determinate temperature. L'inizio comunque sicuramente è incoraggiante, perché insomma partire con sostanzialmente soltanto i 3 punti in cui c'è un divieto preventivo è sicuramente un buon risultato.